Welcome to Campus Cast, the official podcast of the British School. Join us as we explore language, culture, and education. Io sono direttore tecnico, cerco di non usare mai il mio titolo perché non sono uno che deve parlare di se stesso, sono qui e parlare con la gente, quindi io cerco di trattare le persone come esattamente quello, non sono dipendenti, non sono tecnici, non sono questo, sono persone. Una delle domande che facciamo sempre ai nostri ospiti è: come siete riusciti a trasportare e far diventare la vostra passione nella vostra professione? Ok. Nel tuo caso mi pare di capire che si viaggia su due binari paralleli che hanno portato la passione per il rugby e la passione per il golf a una professionalità nell'insegnare rugby o nell'educare al rugby e una passione nel golf che ti ha portato a sviluppare una tua brand. Cioè, è l'unico motivo per cui io riesco a stare nel rugby è perché evolve. Cioè, se tu guardi gli sport americani non sono mai diffusi in giro per il mondo perché non evolvono. Proprio il motivo secondo me, perché il rugby va avanti e tanti sport dell'Europa cercano di evolvere e il rugby in primis cerca veramente di guardare come stanno andando le cose e come possono essere migliorate. Quali sono appunto uno, due o tre elementi che magari ti fanno capire qual è il canale comunicativo giusto, soprattutto in una lingua che non è la tua lingua madre? Ma una cosa in qualsiasi lingua subito devi capire che non c'è una taglia unica. Sì, il rugbista non riuscirà mai a togliere la birra, ce ne rendiamo conto, altrimenti non sarebbe più un rugbista. Okay. No, certo. Parte, o meglio, qualcuno dei miei compagni di squadra della Old direbbe anche prima e anche durante, ma questo è un altro discorso, ecco. Alcune keywords che possono essere elementi fondamentali secondo te per poter dire diventerò un bravo coach di rugby. Bentornati a Campus Cast, il primo podcast con fortissimi accenti veneti e altrettanto forti propensioni internazionali. Ospite con noi oggi Andrew Ciocchi Rob, Technical Director del Rugby Bassano, una carriera nello sport, una carriera nello sport praticato e anche insegnato in questo senso, il mio sport preferito se posso dirlo, ancora la mia veneranda età di 40 e qualcosa tanti altri anni ho velleità di essere un rugbista. Benissimo, Andy, welcome. Grazie. Bene. Andrew è scozzese, però sentirete che oltre ad avere un ottimo accento appunto delle Highlands ha anche un fantastico accento italiano. Da quanti anni vivi in Italia, Andy? Ma più o meno sono 8 anni, ma non di seguito perché da più giovane avevo possibilità di viaggiare con rugby, quindi sono venuto in Italia dopo 2 anni in Inghilterra all'università, avevo fatto un anno in Australia, poi sì, appunto, dopo il primissimo anno in Italia che mi sono pentito parecchio di aver andato via perché avrei potuto giocare forse nella National 7 dopo 3 anni, sono andato in Nuova Zelanda, e poi, scusami, Francia, Nuova Zelanda, poi sono tornato in Germania, ho lavorato un po' con la nazionale di slitta, di bob, con la Germania, e poi sono andato in Spagna come medical joker, quindi sono arrivato perché ero un ragazzo poverino, si è fatto male. Andiamo con ordine, facciamo un attimo sì, le tappe. No, figurati, è un piacere sentire quelle che sono. Devo sempre cercare di ricordare perché quelle che sono effettivamente le disposizioni che tu percepisci, probabilmente andando anche a sentimento, nel senso che ti ricordi ovviamente progressivamente le cose che tu hai fatto, anche collegando non necessariamente la parte cronologica, ma anche quelle che sono le tue sensazioni legate a certi momenti, a certi luoghi, a certi sport e perché no anche certe persone. Quindi cominciamo dalla fine. Tu sei a Bassano da quanto tempo? Facciamo da oggi andando indietro. Cominciamo da dove siamo, poi facciamo un salto indietro di 20 anni. Come un CV, un curriculum. Esattamente. Va bene. E raccontaci innanzitutto, abbiamo parlato e parleremo ancora di quello che è la situazione in Italia e la situazione anche da queste parti in Veneto, una regione con una discreta propensione verso l'internazionalità e anche una discreta qualità di cibo, quindi hai già lamentato il fatto di aver preso qualche chilo da quando sei arrivato qui, ma raccontaci un po', adesso come sei arrivato a Bassano, cosa stai facendo qui per una delle società a cui sono particolarmente sentimentalmente legato, come appunto il Rugby Bassano, e poi fai un salto indietro e vediamo
Allora, Young Andrew, quando aveva 15, 16 o anche 12 anni. mini Ciocchi. Mini Allora, Ciocchi, esatto. cioè, sono arrivato a Bassano tramite il mio procuratore, che è un caro amico del figlio del presidente attuale, che lui lo fa di lavoro. Ovviamente io, avendo giocato in certi livelli, ho un procuratore, quindi ho qualcuno che mi dà una mano a cercare società. Quindi quest'anno È un sono agent. arrivato, senza usare la parola agency, cioè, Ok. non volevo sembrare... Nessun problema. Sì. È un'altra Però, carriera, sì. è un'altra Sì, carriera molto è una cosa che ho interessante. fatto pure io, cioè nel Ah, passato benissimo. ho fatto anche io il procuratore, quindi cioè, più per piacere di cercare di regalare quello che ho potuto vivere io come giocatore ad altri ragazzi giovani, cioè non pensando a gonfiarli dicendo guarda vai là, diventerai un fenomeno, non così, ma per dargli un po' di esperienza all'estero. Cioè. Quindi cioè, per quello anch'io ho un procuratore che era se posso dire, un discreto giocatore, prima di farmi male, adesso sono un tecnico, ci servono anche a noi, cioè i procuratori, perché se non hai una conoscenza immensa nel mondo dello sport, cioè, ci serve qualcuno che ti dà una mano a trovare. Non sai quante sono le vacancies. È come usare un'agenzia per cioè, lavorativo, cioè come si dice? Come si chiama quel lavoro? Lavoro interinale. No, Ok, no, cioè, cioè, funziona esattamente lo stesso come nel mondo lavorativo normale. Cioè, io ho un agent, cioè, lui è un caro amico del figlio del presidente, sono venuto su a fare una sorta di prova con l'Under 18, Under 16, che loro hanno voluto vedermi in campo, come gestivo un allenamento, cioè, come mi comportavo con i ragazzi, e sono rimasti contenti. E abbiamo deciso io e la mia ragazza di fare questo trasferimento da Genova, dove allenavo CUS Genova, che cioè, inizialmente ero l'assistente allenatore, poi il mio mezzo compaesano ha avuto problemi su visto e ho dovuto prendere la prima squadra in mano io. Cioè, eravamo in due a gestire un gruppo di 40-45 ragazzi. Però, Sì, non è andato malissimo, ma cioè, tornare in Veneto per un tecnico giovane è tanta roba. Cioè. bene. Quindi è un posto, cioè, anche in un posto bello, se posso dirlo, cioè Bassano non è... Cioè, Bassano, un bel posto. Cioè. siamo contenti di esserci anche noi, Sì, sai. sì, infatti abitate anche voi qua, quindi sapete benissimo quanto è bello questo posto. Cioè. Assolutamente. Poi circondato da campi da golf, quindi felicissimo. Un'altra tua grande passione, allora? Io sono ex rugbista, più appassionato, ma scarsissimo. Cioè, io sono un golfista nato, ma non di talento. Cioè. Non di talento. No, non sono particolarmente bravo, ma cioè, c'è una sensazione unica nel golf. Cioè, se non sbaglio, uno dei tuoi soci lo sta praticando anche lui. È un bel tiro nel golf. Sì, chi ci perché segue è talmente difficile. Chi ci segue sulla piattaforma Spotify non vede quello che c'è effettivamente alle tue spalle, ma c'è una sacca con Sì, infatti, diverse mazze da golf. Retro, molto carino. Sì. Beh, puoi provare un paio di tiri più tardi eventualmente. Non abbiamo un tinello particolarmente lungo, ma insomma stai Nel attento ai passato vetri. ho rotto diverse mazze, perché se il bastone non è adatto alla tua forza... Ma torneremo più tardi su questa storia del golf, perché è una componente imprenditoriale che ti vede come partecipante anche in quel contesto. Ci arriveremo a un certo punto, provando. spoiler alert, c'è un unicorno di mezzo. C'è motivo per cui c'è un unicorno. Benissimo. Non è a caso. Lo scopriremo più tardi. Allora, hai citato appunto Bassano, hai citato la tappa precedente che è stata Genova. Quanti altri paesi al mondo hai toccato grazie allo sport e grazie al fatto non solo di praticarlo, ma al fatto di partecipare a quella che è l'educatività dello sport? Adesso si può andare in ordine È cronologico. una lista, cioè, stagioni cioè, fatti con una società che mi hanno portato proprio là per tutta la stagione. Stiamo parlando di 7-8, però tornei di rugby a 7, di hockey su prato, di qualsiasi cosa, stiamo parlando di cioè una quindicina, cioè, fino a Tunisia. Sono andato con le riserve della Francia a rugby a 7 per fare una sorta di weekend per preparare la nazionale tunisina per fare la tappa di Hong Kong nella vecchia serie di rugby a 7 che era l'IRB. Cioè World Series. E loro, cioè Hong Kong è una tappa in cui vengono invitati
molte più squadre del solito torneo Sì. sulle series e Tunisia sono stati invitati e volevano una sfida prima di andare, quindi hanno fatto una Un riscaldamento. Sì. una Francia B e siamo stati invitati noi, cioè, poi fino a Las Vegas, a Rugby a 7, Dubai, però Dubai non ho messo piedi in campo. Ah. Sono andato per il famoso torneo di Rugby a 7, ma il giorno prima mi sono fatto male. Un po' di sfiga nello sport l'ho avuto, però E la storia dei tuoi infortuni è un qualcosa di cui abbiamo già parlato insieme sì. davanti a una birra e mi hai detto che non riesci più a entrare in campo senza farti male. Sì. È uno dei motivi per cui hai passato il tuo interesse da quello che era il praticare gli sport a quello che è l'insegnare gli sport e coordinare da un punto di vista tecnico? O non solo quello? non solo quello, cioè, non voglio assolutamente promuovere l'idea che il rugby è uno sport violento. Non lo è. Infatti non è proprio così. Io ho avuto sfiga, io personalmente, cioè, mi sono preparato male per diversi tornei di rugby a 7, poi da lì un infortunio che porta un altro, cioè per esempio la stagione che ho fatto in Germania preparando per slitta, bob, è uno sport completamente diverso, quindi io ho fatto una preparazione per qualcosa, alla fine no, erano 8 mesi. Poi senza pensare che ero ad alto rischio di farmi male, sono tornato subito a fare rugby a 7, pieno estate, 35 gradi, campi che erano duri come l'asfalto. Terzo torneo mi sono strappato 3 lezioni del terzo grado nel bicipite femorale. Da lì sono nati altri infortuni, quindi sono state scelte del cavolo dalla parte mia e cioè, ho avuto sfiga, sì. Grazie anche a quello, cioè, scelte fatte male e poi sì, uno che ha portato l'altro, cioè, possiamo dire che ho avuto un po' di sfiga. Vabbè, speriamo meglio, dai. Sì. Adesso Poi in sì, ovviamente, Sì. cioè, come l'hai detto prima, sono anche molto appassionato di golf, quindi l'idea è che io già ho problemi, cioè un giorno è testo croce, se vado su al campo da golf e dopo 3 tiri se mi esce la spalla, per me cioè, la giornata finisce là. Però cioè, prima che diventi 7 volte su 10 che succede, non mi va di perdere una cosa che amo così talmente tanto, andando un po' come tanti sportivi la fanno, che dovrebbero ritirarsi ma non lo fanno e vado da male in peggio. Cioè. Sei un po' stubborn. Sì, cioè, non mi va di perdere qualcos'altro, quindi preferirei Ma questa è una cosa tipica, ritirarmi. è una cosa tipica degli scozzesi, siete abbastanza sì. teste dure, o sbaglio? Siamo testardi ma non siamo tirchi, voglio dire questa cosa subito, che questa idea che noi siamo tirchi. Hai avuto un bel confronto della bella concorrenza andando a lavorare a Genova, o sbaglio? Tutto quello che dite su di loro è verissimo, invece quello che dicono i gallesi e gli inglesi e irlandesi su di noi non è assolutamente vero. E posso confermarlo, ho avuto delle bellissime esperienze di lavoro e anche di soggiorno, in particolare, se non sbaglio, nella tua Glasgow. Io sono di St. Andrews. St. Andrews, ok, St. Andrews. Mia sorella ha fatto l'università a Glasgow, quindi andavo spesso a fare serata con lei, cioè è una città incredibilmente St. Andrews, per chi dei nostri ascoltatori o che chi segue il nostro podcast non lo sa, è il birthplace dello sport del golf. Esatto. Sì. Il primo golf club al mondo è stato aperto a St. Andrews. Infatti il primissimo campo da golf al mondo è St. Andrews. Non vuol dire che è il più bello, ci sono probabilmente sono anche Sei di St. Andrews, belli, ti chiami Andrew, ok, nato il giorno del Sant'Andrea. di Sant'Andrea, ok. Quindi fra 4 giorni. Sì. Che giorno è? Sei mai stato a Salerno? Dove? C'è la Basilica di Sant'Andrea, Dove? a Salerno, Ah no, non mai no? È WS. Sant'Andrea. Vabbè, cioè, l'ho Sì. avuto lì come idea per la mia ragazza, vediamo come Assolutamente, posto fantastico, ti farò conoscere il sindaco, un carissimo amico. Molto volentieri. Cioè. Torniamo a noi. Ricordiamoci che appunto sei scozzese, ma stai parlando un italiano perfetto, tra l'altro so che ti dispiacerà un po', sto scherzando, ma con accento ligure. No, non sei la prima persona a dirmi che il mio accento è diventato un po'... E quante altre lingue parli? O che altre lingue parli? Tedesco, spagnolo, francese, inglese ovviamente, e ultimamente ho scoperto che non faccio fatica a leggere portoghese. It's a gift. Ho avuto culo, cioè, non credo che è un dono, cioè, non voglio dire che ce l'hai o non ce l'hai, ma ho scoperto venendo in Italia, io non ho mai fatto una lezione formale in vita mia, cioè, ho scoperto a Roma nel 2009 che... Riuscivi a imparare le lingue Però facilmente. una cosa che mi ha aiutato tantissimo era leggere i sottotitoli
cioè, perché non avevo un stipendio altissimo che mi portava in giro ad essere sempre fuori casa, quindi io spesso andavo da Blockbuster, cavolo, mi sa che sto un po' dimostrando la mia età, ma andavo a noleggiare Tranquillo, me lo ricordo anch'io. DVDs, cioè andavo da Blockbuster, se non sbaglio non esiste più Blockbuster. No, non esiste più. Fallito totalmente. Completamente, se non sbaglio già una decina di anni fa. Sì, un bel po' di tempo fa. No, andavo lì perché avevano offerta 5 film per 20 euro. Quindi io e il mio conquilino, che era un amico da Singapore da quando avevo 15-16 anni, che stava da me perché stavo facendo Erasmus, anche lui aveva un budget abbastanza basso. Andavamo lì, prendevamo 5 film, li guardavamo in lingua originale con i sottotitoli e poi cambiavamo. Cioè lui già parlava benissimo l'italiano, cioè ha parenti in Umbria se non sbaglio. Però per me è stato strautile, cioè spesso prendevamo anche 2 o 3 film che avevamo già visto, cioè sapevamo già di cosa stavano parlando, tipo i classici di Will Ferrell o quei attori lì americani che cioè, il dialogo non è particolarmente confusionario o non parla di cose profonde o che magari è molto più difficile, più difficile capirli quando qualcuno appunto con accento fortemente scozzese o irlandese lo senti nella versione originale anziché nella versione italiana in questo caso. Ma devo dire che i doppiatori italiani sono tanta roba. È una delle professioni che affronteremo in una delle nostre prossime puntate, effettivamente. Sì? Assolutamente. Succede spesso che preferisco la voce del doppiatore rispetto all'attore stesso. Cioè, non è raro. Cioè, però ogni tanto va perso secondo me una cosa che sono sempre cose sottinteso. Se tu senti un certo accento americano, devi capire che quella persona ha magari certe idee, viene da Boston, cioè stralegato con la sua famiglia, magari anche molto religioso. Cioè io non capisco quando vengono doppiati questi attori. Cioè, avete zona dell'Italia che uno di Boston è magari sardo o non ho mai capito queste cose, perché veramente se tu senti uno scozzese da qua è ben diverso, cioè hanno l'idea completamente diversa della vita di uno, cioè già parliamo di Edinburgh e Glasgow, su 40 minuti di strada, ma cioè, una persona di Glasgow non ha niente da che fare con una persona di Edimburgo. Sono 2 mondi... Posso garantirlo, ho avuto modo di lavorare con entrambi i breeds. Però appunto... è sempre stata una cosa che mi ha confuso. Come si fa a capire che cioè, quel film The Departed, cioè che uno viene da Boston, da queste cioè, c'è tanto da capire in base di sentendo l'accento e la differenza tra lui e l'altro. Non ho mai capito come è riuscita a replicare quella cosa in italiano. Cioè. È una componente culturale in quel caso che appunto va studiata e va cercata di replicare in determinati contesti. Sì. Hai ragione. Questo è effettivamente un punto di vista che va affrontato in modo più profondo e immagino che sarà oggetto di discussione appunto in contesti relativi a quel tipo di professione. Volevo tornare un attimo alla tua esperienza principalmente formativa. Ok. Tu adesso sei una componente sia tecnica che di educazione, diciamo, formale delle persone, perché ovviamente non puoi essere un coach se non sei anche un educatore della persona. Tu hai a che fare con tante età, persone che magari si sentono già fatte da un punto di vista di essere adulti e invece tanti che guardano a te come effettivamente il coach, l'ex giocatore, la persona che di sport, di rugby in questo caso, ha visto tutto il mondo o quasi. Il porti di fronte a diverse età, a diverse percezioni dei ragazzi che hai di fronte, ma anche degli adulti che hai di fronte. Cosa ti porta a pensare? Quali sono gli elementi principali che ti dicono con questo ragazzo devo parlare in questo modo, con questo ragazzo, mutuando una delle cose che hai appena detto, devo doppiarmi in quest'altro modo? Quali sono appunto 1, 2 o 3 elementi che magari ti fanno capire qual è il canale comunicativo giusto? Soprattutto in una lingua che non è la tua lingua madre. Ma una cosa in qualsiasi lingua, subito devi capire che non c'è una taglia unica. Sì. Cioè non è assolutamente che questo funziona per lui, quindi funzionerà per tutti quanti. Secondo me hai vinto mezzo la battaglia là. Il momento che tu capisci che non esiste un modo solo per dire la cosa e tutti quanti capiranno. Cioè io, avendo avuto a che fare dall'Under 6 fino a
mi sono divertito tantissimo con gli Old di Genova. Sì. Mercoledì per me l'anno scorso era dall'Under 6, quindi bambini di 5 anni, guardando un attimino più anche i tecnici cosa facevano loro, fino alla sera allenarmi con gente che avevano pizza, cioè un giocatore storico di Genova che veniva alle cene post allenamento, se non sbaglio ha intorno a 85 anni. Quindi cioè, in un giorno passavo da 5 a 85 anni. Sì. Quasi un secolo di storia tra. Sì, cioè, poteva essere su bis nonno quasi, cioè. Però no, devi capire semplicemente quello. Cioè, e poi anche avendo da che fare con gente che non hanno un rimborso, lo fanno per piacere, è importantissimo non allontanare mai da quelle cose lì. Io sono direttore tecnico, cerco di non usare mai il mio titolo perché non sono uno che deve parlare di se stesso, sono qui per lavorare con la gente, quindi io cerco di trattare le persone come esattamente quello, non sono dipendenti, non sono tecnici, non sono questo, sono persone. Stai dicendo una cosa semplicissima, Sì, hanno un valore, sì, loro hanno un valore. Sì, cioè, loro porteranno cose al tavolo che magari tu non hai mai pensato, cioè non fa parte di me di pensare in questo modo, ma lui sì, ed è un bene per un terzo del gruppo. Io con i ragazzi dell'Under 18 forse sono un po' duro ogni tanto, ma cioè, È anche vero pole che sotto cattivo, pole sotto da educatore buono, posso dirti da educatore Eh. ti posso dire che si tratta di quell'età in cui ancora non sai se sai tutto o non sai niente. Esatto, cioè. È l'età in cui si ha in assoluto più confusione nella vita perché se sono ancora un ragazzo o sono già un adulto. Cosa sto diventando? Cioè non cosa sono, ma cosa sto diventando. È un Sì, elemento che... Tu hai avuto anni allenando, a Montebelluno, giusto? Esatto, Allenandola tra... Cosa hai fatto te? Under 8 fino a quasi prima Io squadra? seguo un po' anche io tutte quante le squadre, però da un punto di vista di media, non da un punto di vista di training. Ok. Quindi, Ma comunque lo sì. sai, cioè, se già parliamo delle differenze tra Under 16 e Under 18, può essere che hai da che fare con un bambino, uno che è molto più bambino e poi uno che è molto più verso uomo. Esattamente. E parliamo di E non solo, Under 16, Under 18, e non solo c'è perché a una- 14 anni già si faceva la barba, ecco, cose che capitano spesso. Ce ne ecco. sono delle belle bestie in questa zona, cioè. Ma anche io, già a 10 anni, Vedi te, ecco. sì, no. Eri un bambino Poi sono bravo. rimasto così, purtroppo, però, cioè. No, è quello, cioè, di capire che non tutti reagiscono allo stesso modo. Cioè, non puoi pretendere che se andava bene per lui, per forza deve andare bene per lui. Cioè, non è quello. Cioè, Non saresti un educatore, non saresti... infatti, cioè, sì. E poi io, cioè, quello che dicevo prima, ci credo davvero tanto che non puoi allenare una cosa se non è stato insegnato. Troverai gente persissima in campo, quindi c'è un'idea anche nello sport di insegnare e poi allenare. E io cerco di non allontanarmi troppo da quel concetto, perché è inutile pretendere che uno dovrebbe sapere fare una cosa se non l'hai mai fatto vedere. Vai solo a perdere tempo con tutti quanti che diventano sempre più frustrati, cioè non ha senso. Cioè, qualche passo indietro, abbassiamo la velocità, lo guardiamo, io spesso uso la lavagna, io sono una persona molto visiva, Ok. mi parli addosso per mezz'ora, niente. Mi fai vedere un disegnino, 5 secondi, così. Cioè, io spesso trovo che fare queste cose, non voglio renderlo mai troppo scolastico, cioè lo sport, perché sono due cose diverse, ma se stiamo parlando di rugby è un po' più come scacchi, invece di... Cioè, è l'unico motivo per cui io riesco a stare nel rugby, è perché evolve. Cioè, se tu guardi gli sport americani, non sono mai diffusi in giro per il mondo, perché non evolvono. Hanno le stesse regole nel football americano di come avevano negli anni 50. Cioè, sono bellissimi come spettacoli, che vanno oltre lo sport, però non sono mai diffusi in tutto il mondo per quel motivo, secondo me, perché il rugby va avanti. E tanti sport dell'Europa cercano di evolvere, e il rugby in primis cerca veramente di guardare come stanno andando le cose e come possono essere migliorate. Cosa che magari fino a qualche decennio fa non avresti mai pensato perché era un qualcosa di molto più statico o addirittura meno tecnico e molto più fisico. Sì. Hai citato prima, sì, i ciccioni che giocano a rugby. Ormai non è più Non so, cioè, io avevo un, tra virgolette, ciccione in casa con me all'università che giocava, era il pilone destro del nazionale. Aveva fatto solo 5-6 presenze, ma era un uomo di, quanto pesava Paul? 130 kg, ma per 8% massa grassa. però. Quindi parliamo di un uomo che mangiava 6 volte al giorno, ma aveva la tartaruga. Cioè, l'ho visto mangiare un salmone intero, cioè, era un mostro, ma era Cosa che vedi fare da Paul, appunto, oppure da un orso grizzly.
Ah, scusa, avevo sentito qualcos'altro, perché lui si chiama Paul. Oh, esattamente, Sì, da Paul e da un orso scusa. grizzly, ma penso che fisicamente le due persone... È un bel tipo, cioè, Benissimo. è un caro amico di James Haskell, cioè loro due hanno fatto scuola insieme. No, erano due che entrambi pesavano più di 112-115 kg, Paul prima linea, James Haskell è cioè, non so se ha mai fatto il capitano per l'Inghilterra, ma ha fatto un tour con i Lions. Cioè, Ok. è un ex British Lion che Sì. ha 115 kg, aveva la tartaruga. Sì, Quindi non parliamo più degli anni 80 No. dove magari prima della partita mangiavi quello che volevi Sì. e poi post partita facevi 15 media, tutti contenti, tutti amici. No, è una cosa ben diversa. Il rugby, mi collego a questo argomento, è uno sport che ha visto progressivamente aumentare tantissimo l'attenzione verso la salute degli sportivi, degli atleti che vi partecipano appunto. Da qualche anno a questa parte si fa particolare attenzione appunto alle concussions, molto più che nel passato. Si tende a avere una dieta molto più rigida, non tanto rigida, più controllata. A un rugbista non riuscirà mai a togliere la birra, ce ne rendiamo conto, altrimenti non sarebbe più un rugbista. Okay. No, certo. Parte, o meglio, un buon 70% dello spirito dello sport se ne andrebbe perso se non riuscissi appunto a berti una buona birra alla fine di una partita. Qualcuno dei miei compagni di squadra della Old direbbe anche prima e anche durante, ma questo è un altro discorso, ecco. Tu in un certo senso hai visto questa evoluzione da quando eri un giovane giocatore a adesso che sei un giovane tecnico, ok? Siete voi il migliore esempio di quello, eh? Dici come italiani, ok? Sì, o come veneti, perché attenzione, dal momento c'è che una avete differenza. smesso di parlare del terzo tempo, che è una cosa meravigliosa ovviamente, fratellanza, amici, dal momento che avete cominciato a concentrare sul primo tempo, il secondo tempo, e poi dopo c'è il terzo tempo, avete migliorato di brutto. Sì. C'è stato proprio un shift, un cambiamento di mentalità da facciamo parte della nazione, ma in realtà siamo solo lì perché Roma è spettacolare per loro, gli anglosassoni vengono a visitarci, vedono quanto è bella Roma, bla bla bla. No, noi possiamo tranquillamente mettere via la Francia, mettere via la Scozia, battiamo Galles, cioè io sono convinto che l'Italia... Ci manca solo l'Inghilterra da battere in Sì, quel torneo, infatti, cioè, o in non- generale. No, io sono perlomeno convinto Under che- 20 siamo riusciti a batterla. Sì. Under 20 contro la Scozia per me è sempre da quanto abbiamo perso questa volta. Cioè, apro Insta e vedo che io seguo un paio di ragazzi nell'Under 18, Under 20 e leggo che il mio amichetto che allenavo una volta ha segnato una tripletta contro la Scozia. Io, ok, sì, hanno vinto 60-0, quindi ci mancherebbe. Cioè, il movimento rugbistico in Italia è sempre... Sta andando su. È Quando stata sono prova, arrivato appunto. c'era questa idea di stiamo migliorando perché perdiamo sempre di meno, che per me è una mentalità da sfigato. Cioè, no, soprattutto adesso, cioè, mi fa piacere, strapiacere vedere, perché io con amici miei anglosassoni ho sempre dovuto un po' difendere il rugby in Italia, perché io ho fatto la mia scelta di vita, di vivere qua. E io ho sempre voluto giocare da professionista perché è lo sport che amo e ho avuto anche la possibilità, ma ho deciso voglio farlo in Italia, perché amo l'Italia, sto bene qua. Però loro mi chiedevano, ma non ti stufi di giocare? Io, guarda che a livello, per quanto la gente un po' insultano e vanno fortemente addosso alle gente che giocano nel Serie A Elite, se tu vai a vedere la qualità che c'è, cioè il livello del Serie A Elite rispetto al campionato massimo gallese, scozzese, irlandese, siete là. Cioè non c'è un abisso tra... Magari se facciamo un paragone tra Francia, Inghilterra e l'Italia c'è. Ok. Però stiamo parlando the two biggest unions in the world. Cioè, stiamo parlando Sure, delle federazioni più grandi, cioè Just francesi remember, e inglesi. there's more people playing rugby than football in France. Ma infatti Ok, cioè, sì. è una cosa inutile fare un paragone Sì, con loro. dobbiamo però- anche dirci ogni tanto stiamo facendo un buon lavoro, Sì, insomma. Sì. nonostante i numeri, nonostante il budget, nonostante il player pool, cioè riuscite a essere competitivi con loro, è una cosa incredibile. Hai portato un ottimo esempio, tu hai detto ami l'Italia, ti piace lavorare qui, ti piace avere a che fare appunto con la cultura italiana, anche regionale in un certo senso, perché come hai giustamente distinto c'è differenza da una regione all'altra, da una città all'altra, eccetera. Una cosa che ti volevo chiedere è, non sei l'unico, voglio dire, ci sono tantissimi expats provenienti da nazioni rugbistiche di più alto ranking, Sì. ho in mente tantissimi neozelandesi
un po' meno australiani, ma sicuramente tanti francesi, tanti inglesi, tanti scozzesi, gallesi purtroppo ne conosco pochi, tranne appunto il nostro buon Jack Bancroft. Jack l'ho conosciuto un paio di volte. Cioè. Esattamente, il nostro accento... Director of Studies qui al British School Bassano. Ma voi, rugbisti internazionali, vi trovate così bene? Voglio dire, anche il nostro DOR, Director of Rugby di Montebelluna, è niente meno che Craig Green, un ex All Black campione del mondo, quindi... E stiamo parlando non di grandi città come possono essere Milano, Roma, ma Montebelluna, Bassano, appunto. Ma siamo sempre, cioè, vabbè, non perché siamo rugbisti, ma siamo sempre animali semplici. Cioè, si mangia bene, le ragazze sono bellissime e fa caldo. Non più che, okay, no. Una delle domande che facciamo sempre ai nostri ospiti è: come siete riusciti a trasportare e far diventare la vostra passione nella vostra professione? Ok. Nel tuo caso mi pare di capire che si viaggia su due binari paralleli che hanno portato la passione per il rugby e la passione per il golf a una professionalità nell'insegnare rugby o nell'educare al rugby e una passione nel golf che ti ha portato a sviluppare una tua brand, ok, di attrezzature, articoli, sì, abbigliamento in generale, sì, dedicato al golf. Abbiamo parlato della prima, parlaci un po' della seconda. Come è venuta l'idea? Come si è sviluppato una sorta di business plan attorno a questo e che tipo di progetti hai per quanto riguarda, e adesso ci parlerai appunto del tuo brand di abbigliamento golf. Ma in realtà è perché il guanto che uso io costa quasi 40 euro ciascuno. Per me non era normale, cioè golf in Scozia è accessibile a tutti quanti. Il mercato delle mazze, cioè secondo me è bellissimo perché conosci le persone, è quasi uno scambio, cioè tu me la vendi a 1,90, io ti do questo a tanto e poi in realtà quando ci becchiamo dai è bellissimo. Una cosa che volevo chiederti, lo hai citato ma volevo tornare su questo argomento. Torniamo sempre al discorso del fatto che tu sia un formatore, ok? Ma qualcuno, o meglio, in un qualche modo tu ti sei formato per diventare formatore. Il percorso di creazione di un allenatore di rugby, attraverso che tappe passa per riuscire a raggiungere il livello che hai tu adesso e eventualmente anche per andare oltre questo livello? Tu mi hai parlato anche in privato di quella che potrebbe essere la tua prossima tappa, quindi riuscire ad andare ad allenare o essere parte di un team di Serie A, di Elite o addirittura parte dello staff di un team URC, per esempio. Sì. Ok. Prima di poter essere qualificato per diventare allenatore o comunque preparatore tecnico in quei contesti, che passi bisogna fare? Il primissimo passo sarebbe di avvicinarsi ad una società qualsiasi. Io direi il primo passo è quello di praticare quello sport. Sì, ma neanche, perché spesso gente nello sport dicono che ma non ha giocato a questo livello, quindi com'è possibile che lui diventi questo tecnico fenomeno? Magari non a quel livello, ma per insegnare rugby magari un paio di placaggi deve esserteli presi. Sì, aiuta. Certi concetti, se non sei stato in campo, difficilmente capirai, perché ci sono certe cose che devi vivere. Devi vivere fisicamente e anche devi proprio all'interno della comunità capire, dello sport. Poi se parliamo magari della mischia, io non pretenderei mai di sapere cosa succede in prima linea, perché ho giocato a prima linea a rugby a 7, però nel rugby a 15 è inutile che uno si svia dalla sua corsia, cioè, è così talmente Puoi fare per i nostri ascoltatori la differenza tra quello che è rugby 7, rugby 15 e anche rugby 13, già che ci siamo, dai. Per me rugby 13 non esiste. Per te? Sono gente del nord Inghilterra che vanno a schiantare uno addosso all'altro, cioè non... Per fortuna non ci ascoltano nel nord dell'Inghilterra, ma forse c'è qualche amico di Sheffield che in questo momento sta alzando un attimo. Quando avvicina le ultime partite del Super League e le migliori due squadre giocano uno contro l'altro nella finale, figo, il livello è un po' diverso, ma Rugby League è così poco seguito che nello stesso campionato parliamo di una squadra di Leeds o Bradford o Wigan, cioè che ha una tifoseria immensa e poi vanno a giocare contro il Lee, che è un paesino di 300 persone, gioca il macellaio, gioca il postino, cioè non siamo ancora a quei livelli, ma più o meno. Cioè, Rugby 13
va a bomba in Australia, per esempio. Sì. Per quello loro hanno avuto un po' un crollo a livello nazionale nel rugby union, perché più gente, perché c'è molti più soldi nel rugby a 13. Stanno riprendendo adesso l'Australia. Sì. Si è visto sì. contro l'Inghilterra che loro sono di nuovo sulla la strada giusta, infatti Ok. per fortuna, perché abbiamo il tour dei British Lions, cioè ovviamente. Tranne che contro la tua Scozia durante l'ultimo weekend. Eh sì, però lì è un po' Well più played, mate. sollievo più che... Ah no, cioè, secondo me lo mangiavamo, cioè avremmo anche potuto essere fiduciosi, ma è sempre un po' di sigh of relief, cioè c'è una sensazione di... Ah, We're back. meno male, Sì. perché loro di nuovo stanno migliorando, cioè sono sulla strada giusta veramente, ma no, rugby a 7 purtroppo non ha avuto il boom che tutti quanti noi amanti di rugby, che io sono molto più amante di rugby a 7 rispetto ad altri tipi di rugby, perché non c'è... Quando arrivi ad un certo Ricordiamo, rugby a livello... 7 è una versione di rugby che si gioca tutto in il 7 campo- contro 7 Esatto. per 2 tempi da 7 minuti. È una mischia che comprende di 3 persone che dura un secondo, quindi vabbè io ho giocato contro l'esercito gran britannico che c'erano tanti figiani perché ovviamente fa parte del Commonwealth, Esatto. quindi un sacco di loro vengono a fare parte dell'esercito perché è un modo di mandare i soldi a casa, di fare una vita un po' diversa e sono incredibili a rugby a 7. E io ho beccato il 6 della nazionale figiana e il 7 della nazionale figiana, quindi anche facendo una mischia, una rugby a 7, ho sofferto parecchio. 14 minuti di mischia contro loro, era no ti prego non fa cadere la palla perché non ce la faccio fare un'altra mischia, ma no, rugby a 7 è una cosa bellissima, ma purtroppo anche se l'hanno inserita nelle Olimpiadi non ha avuto, cioè non è stato ricevuto come speravamo tutti quanti. Sì. Cioè, è difficile, È un po' un è rugby diverso, da cioè- queste parti viene visto un po', me ne perdonino tanti miei amici, come un rugby di ripiego per quelle società o per quelle sezioni di certe società che non riescono a fare una squadra a 15 e quindi vedi che il rugby a 7 è più diffuso tra le ragazze e quindi il femminile. Ma anche lì, cioè, Sì. l'Italia a livello femminile stanno andando veramente bene, ma per tanti anni, a mio parere, hanno perso un po' di tempo facendoli fare un rugby a 7 in metà campo, cioè era una cosa, non so quante persone della FIR ascolteranno il podcast, magari va contro il mio interesse, ma hanno fatto una cavolata, cioè le ragazze dovevano giocare rugby a 15, Olimpico. cioè, Scusa. o 7 come si deve, Esatto. per essere competitivi ogni 4 anni quando arriva alle Olimpiadi. Un Cioè, metodo in olimpico. Brasile hanno una femminile mostruosa perché Sì, sì. hanno ragazze che piacciono giocare a rugby a 7. E a cui piace correre anche. sì, sì, È lì, sì. quello bisogna Ma fare. scommetterei che loro non stanno facendo un campionato intero di rugby a 7 giocato in metà campo. No, no. Lo fanno e basta. Cioè, Canada, rugby che prima per i maschi sta morendo in Canada, poverini, ma le femmine... Le femmine sono tra le migliori 4 nazionali Sì, al sì. mondo. Sì. E loro sono anche bravissime nel rugby a 7. Poi ovviamente torniamo, c'è Union, che è il rugby che giocano principalmente in Italia, anche se esiste rugby a 13. Sono Esiste. due federazioni. Sì, C'è quella che fa il mondiale, che è pieno di australiani con parenti. esattamente, italo-australiani. E poi esattamente. c'è l'altra federazione che cerca di fare un campionato italiano proprio. Esattamente, sì. Però Abbiamo rugby la squadra più direi che- vicina che abbiamo, che non so sbaglio, è Lignano. Sì, Sì. sì, sì. Cioè c'è una partita il 22 dicembre per la nazionale, della federazione che fa meno, che non fa il mondiale. ma- Esattamente, sì, sì. No, cioè, rugby in Italia per me è un bel momento, sta vivendo un bel momento. Anche se possiamo dire la verità, rugby a livello mondiale non è una posizione ottima. Invece Siamo in comunque- Italia sì. L'Italia sì, sì, a livello, ricordiamoci che quest'anno siamo riusciti a mantenere per diversi mesi la posizione 8 nel ranking mondiale come Sì, sì, nazionale maschile tanta roba. 15 e quindi è stato un ottimo outcome di quello che è stato l'ultimo Six Nations che appunto si ripeterà adesso tra febbraio e marzo, vedremo cosa succede. Se non sbaglio avete vinto pure contro noi. Esattamente, sì, quella volta ci è andata bene. Sì. Ti chiedo per concludere 3 consigli da dare a ragazzi giovani che magari stanno praticando lo sport e vorrebbero intraprendere quella che è effettivamente una carriera di coach prima, magari assistant coach e progressivamente cercare di fare
ovviamente scalare i livelli di carriera e riuscire a diventare sempre più professionale, magari anche farsi pagare qualcosa, ecco, a un certo punto della loro vita. Che caratteristiche cercheresti di far tirar fuori a questi ragazzi? Alcune keywords che possono essere elementi fondamentali secondo te per poter dire diventerò un bravo coach di rugby? Ma se proprio dobbiamo fare 3 parole, pazienza... Pazienza sicuramente, sì, pazienza, sono assolutamente d'accordo. Non puoi pensare di... Vabbè, quest'anno mi sono impegnato parecchio, quindi l'anno prossimo mi vedo già qui. No, soprattutto se stai puntando a fare il tecnico, perché come l'hai detto prima, certe cose ci vuole tempo. Amore, non puoi pensare di fare una carriera in qualcosa che non ami, perché diventerà palese per chiunque che sta intorno a te. Se non ti piace o non lo stai facendo più con la stessa passione, è evidente. E lì un po' sarà sempre un freno. C'è gente che vedono che non lo fai proprio con la giusta passione, non ti farà andare avanti. È impegno. Rugby, essendo lo sport che è, si può studiare. Non finisci là, il tuo percorso da tecnico quando tu vai a casa. Io passo un botto di tempo guardando, studiando altri tecnici, come fanno le cose, cosa stanno facendo, come il gioco sta evolvendo, come giocano in altri paesi. Infatti, come ti ho detto prima, ci credo davvero tanto nell'essere insegnato prima di allenare. Io, se voglio insegnare, devo essere un insegnante capace. Se per essere un insegnante capace devo andare a mettermi sotto a studiare. Io registro allenamenti col drone, con la videocamera, poi vado a fare i clinic, vado a fare i corsi a Treviso, vado all'estero. Infatti alcuni dei tecnici migliori in Italia, spendendo i loro soldi, sono andati all'estero a fare passi avanti, perché amano proprio quello che fanno e sanno che ci vuole tempo e ci vuole impegno. Quindi durante il periodo di stop, se non sbaglio, Pippo Frati e Casellato sono andati fino in Nuova Zelanda per fare corsi con i Crusaders, e so che Verona, per esempio, hanno un legame con Crusaders come club e mandano ragazzi a studiare là. Quindi sono quelle le 3 parole. Pazienza, amore e passione, quindi, e impegno, costanza. L'impegno, sì. Un po' ovviamente una generalizzazione, ma non si può scappare da quello. Sono tante caratteristiche ci vuole impegno, che, unite al mondo dello sport, ovviamente vanno ad ampliare, o meglio, ad integrarsi con quelli che sono tantissimi altri valori. Andy, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi. È stata veramente una bella condivisione di momenti, vita, circostanze. Ce ne sarebbe da raccontare molto di più, me ne rendo conto, ok? Perché già semplicemente accennando a quello che è stata una parte della tua vita, continueremo durante... Siamo in Veneto, no? C'è sempre un momento giusto per uno spritz. Esattamente. Cos'è? Orario, secondo spritz? È già il terzo spritz. Terzo spritz, sì, ok, sì, vai, scusa, pian piano. Ringraziamo Andrew Ciochi Robb, direttore tecnico del Rugby Bassano, per essere stato con noi oggi, amico di British School, visto che ormai hai cominciato a frequentare i nostri locali un paio di volte, ok? Ringraziamo l'assistenza tecnica di Kawabunga Studios and Alchimie Venete. Da British School Bassano è tutto per oggi. Seguiteci sui nostri canali YouTube e sulla nostra piattaforma Spotify. Ricordatevi di schiacciare il campanellino in modo tale da avere sempre i nostri aggiornamenti. Da British School Bassano, Campus Cast è tutto. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.